Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e oggi riprendiamo la nostra scalata al milione. Obiettivo 1700 per questo format, poi la chiudiamo qui, forse. Dai, come al solito non c'è mai nessuno a 5 più 5, ma ho scoperto il trucco, ormai non mi freghi, basta annullare, rifare la sfida e subito troviamo qualcuno. 3, 2, 1, no, scherzavo. 3, 2, 1, scherzavo ancora, va bene. Ci sarà mai qualcuno che vorrà giocare contro di noi? Ragazzi, non so se state seguendo i video del Gran Maestro Andrea Stella. Tra l'altro la cosa che che mi piace è che diverse volte ha detto non è facile giocare mentre si parla e quindi scaglia una lancia a mio favore. O lancia una scaglia, dipende. Ok, andiamo di Scandinavia. Andiamo di cattiveria. Ok. Aspetto un alfiere in C4. No. No. E allora faccio così. Seguito da cavallo C6 e da E5. E mi super prendo il controllo della casa di 4. E mo? Ah, c'era questa. C'era questa. Un gandon nei parage. Ok, se viene con la donna guadagni un tempo. Scherzavo. Adesso c'ho E5, S5. Su E5 ci può stare. Su questo cavallo leggermente sospesino. Ah no, poi c'è questa. Alfiere C4. Questa. Vorrei cercare di non cambiare le donne, onestamente. Contro Peon Peon Pound, che è il fratello di Elettra Lamborghini. Pem, pere, pem, pem, pem. Dai, su. No, connessione. No. No. No, cosa sta succedendo? Vi prego. No, 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 non ci sto. Utente non collegato, cosa caspita mi stai facendo succedere? Allora giochiamo in tutta questa tranquillità, giochiamo così. Dai, fai bravo, fai bravo. Un'attacca, ragazzi, un'attacca di connessione. Non male, non male. Non male, veramente. Non malissimo. Ok, arrocchiamo anche noi. Così ci togliamo da tutti i futuri possibili e venienti problemi. Questa mossa qui non mi fa impazzire. Cioè, un po' sì, onestamente. So che è sbagliata, ma un po' mi piace. Ammetto che un po' mi piace, altrimenti facciamo una cosa più sensata, facciamo una cosa più tranquilla, su. Christian, devi sempre esagerare anche tu. Facciamo così, cavallino qui, così può riposizionarsi su D4. Niente, non si vuole riposizionare, allora facciamo così, portiamo tutti i nostri pezzi in gioco, dobbiamo controllare questa casa e in più abbiamo anche F5 con varie minacce di spinta. Le donne si guardano, cambierà, non cambierà, metterà niente. Allora, presumo che una delle tue prossime mosse sarà questa o questa, che mi infastidirebbero alquanto, ma non troppo onestamente. Io posso giocare F6 tranquillo, posso giocare F6 tranquillo e va bene, secondo me tutto sommato, perché il problema è che se lui mi faceva spostare il cavallo crollava questo pieces. E quindi ora spostando il cavallo posso andare a mettermi lì. Quindi va bene. Finché ho l'alfiere potentissimo. Campo chiaro. Bam! Ok, devo fare di tutto per non perdere ora questo alfiere. Assolutamente.
Questo cavallo, poverino, è stato un po' murato, ma non vi preoccupate che adesso lo riposizioniamo qui, quindi questo alfieruccio andrà tipo anche in F7, dove F7 non mi fa impazzire perché poi lui c'ha questa. Ok, ok, tu vuoi super controllare questa casa e hai tutte le ragioni del mondo per farlo, e mi aspetto questa. Mi aspetto questa e su questa io devo togliere il cavallo e lo metto qui, attaccandoti 2 volte qua. Quindi potrei semplicemente fare così, creandoti un po' di minacce su questo pedone che dovrai spingere. Quindi su questa, ok. È un po' lungo come piano, un po' lungo, non mi ispira molta fiducia onestamente. Onestamente non mi ispira molta fiducia, però si può provare. Si può provare. No, non mi piace, perché può entrare qua. Può entrare qua, dopo devo dargli l'alfiere. Mm. Vabbè, dato che la mia donna non sta facendo nulla e la sua potrebbe essere invece molto più attiva, cambiamo un po' di robe. Cambia un po' di situazioni. Come vedete, sempre gran vantaggio di tempo. Ok, partita molto equilibrata. Molto equilibrata. Sì, ora veramente lui può prendere spazio sull'ala di donna con queste mosse. E io dovrei cercare di prendere spazio sull'ala di re, altrimenti rischio di essere risucchiato. Sì, questo è un errore perché perde un pedone. Fammi calcolare bene, tac, tac, tac. Giusto, no? Credo sia un errore che non ci siano colpi tattici dietro questa mossa. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ho fatto male un po' i calcoli. Ok, qui potremmo andare anche di... Perché se metto l'alfiere forse vuole raddoppiare le torri. Vabbè, cambio tutto, vado d'alfiere. Ah, c'era la tattica. Tac, sacrificio di torre. Torre e alfiere qui. C'era la tattica. Cazzarola, non l'ho vista. C'è il colpo tattico davvero. Non se faccio prima così. Ta 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 ta, così se arrivi qui, c'ho lo scacco. Me la son cavata, raga. Me la son cavata. C'era il colpo tattico. Infamone. Infamone. Bravo, è stato bravo a vederla. Infamone, tu volevi fregare a me. Che infamone. E adesso ti sorbirai le pene del premove. Anzi no, non mettiamo il premove così intanto ragiono. Credo che questa vada bene. Non so perché... Sì, questa va sempre bene. Se catturo con l'alfiere, torre qui, l'alfiere ritorna qui e qui si cambiano. Però prima giocherei a 6 perché dopo lui può spingere, tolgo il cavallo e si prende il pedone. Quindi credo che debba giocare prima a 6. Perché questa spinta qui è veramente sempre dietro l'angolo. Oddio, lui spinge qui. Spinge qui. Io sposto qui e non prende più nulla in teoria. No, perché si prende un pedone. Io però mi prendo questo pedone. Oddio, perché è tutto così complicato? Quindi, abbiamo detto cattura, cattura. L'altra torre viene qui. Io vengo qui dietro. Spingo il pedone. Tolgo il cavallo. Ah, l'ha fatta subito.
L'ha fatta subito. L'ha fatta subito. Quindi avendola fatta subito, cavallo qui, tac, tac, tolgo l'alfiere, nessun problema. Tanto lui non ha entrate. Oddio, c'ha le entrate in settima. No, questo cavallo protegge. Va bene così. Va bene così. Cambia pure. Cambio con l'alfiere. Torre qui. L'alfiere ritorna qui. E i due alfieri affiancati coprono tutte le tue maledette entrate di torri. Mamma mia, quanto sono potenti. Il suo alfiere non può venire qui perché c'è il mio cavalluccio. Mi sento in una botte di ferro. Adesso dobbiamo solo giocare B6 e raddoppiare le torri. Poi mi sento abbastanza felice, onestamente. Poi mi sento abbastanza felice. Poi questa la analizziamo perché sono curioso di sapere se si poteva fare qualcosa di meglio. Sicuramente. Sicuramente. Urge B6. Anche se con B6 rendo debole questa diagonale. Quindi potrei attivargli il suo alfiere. Adesso la pensiamo se B6 è necessaria. La pensiamo bene perché il suo alfiere può diventare veramente forte. A parte che diventa forte lo stesso perché a questo punto qui... Sì, B6 probabilmente. B6 poi tolgo la torre. Buonanotte. Sto cavallo, se lo gioco qui, no, perché poi la sua torre entra in settima, non deve proprio mai accadere. Ok, spingo, ho risolto comunque i miei problemi. Li ho risolti lo stesso spingendo. Il cavallo può ritornare qui e sono molto felice, onestamente. Onestamente sono molto felice di questa sua mossa. Non so se il cavallo probabilmente è più utile qui, perché minaccia il suo alfiere che deve andare per forza di cose qui. No, abbiamo detto, Cristian, non lo puoi mettere, se no ti cambia e ti entra con la torre qui. Calmo con quel cavallo, calmo. Poi devi farti i ragionamenti mentali. Quel cavallo non lo puoi mettere qui. E poi a un certo punto della partita lo metti lì. Non so se vi è mai capitata sta roba. Ok, adesso è il momento giusto per la torre. Così appena toglie il cavallo cambiamo la torre. Forse avrei potuto catturare subito qui, ma va bene. Abbiamo il pedone in più, cambiamo Todos. Questo è difeso, quindi posso catturare qui. Difeso al mio cavallo, quindi va bene. E alla prossima vediamo che inventarci. Attenzione, sono sopra di tempo, ragazzi, sono emozionato. L'emozione mi sta pervadendo. Ok. Ah, ok, beh, semplicemente mi lasci la torre in regalo come omaggio. Va bene, va bene. L'analizzerei. Zero errori, ragazzi. Wow. Analisi. Voglio sapere la precisione. Voglio un 98%. Voglio un 99%. Fammi gasare, fammi gasare. Oh. Dov'è che la vedo la precisione? 95,99. Ebbene sì, ebbene sì. Ebbene sì, mamma mia che animale. Andrea Stella, voglio la sfida. Andrea Stella, voglio la sfida. Cavallo F6, cavallo F3, C5, era la migliore C5? No, cavallo F4 sarebbe stata la migliore. Cavallo F4 non l'avrei giocata neanche sotto tortura, perché poi avrebbe dovuto spostare l'alfiere. Dice in F1, dice... Perché se lo metteva in C4, scusate, adesso devo vedere cosa succedeva su alfiere in C4. Su alfiere C4. Ah, cazzarola, perdeva questo. Era buona sì, era buona sì. Ritiro tutto, era buona.
Ok, ho giocato C5, D4, cattura, cattura, E5, cavallo C6, alfiere 2, Marocco, C4. Ah, alfiere qui è la migliore, hai visto? Mentre se l'avessi messo in F5, F4 errore sicuro. È buona, dice buona, ma C7 è la migliore. Alfiere qui è buona, mentre F5 subito. F5 era nei piani, però ci ho avuto paura, tant'è che ho giocato F6 poi. Come un codardo, hai visto? Bisogna giocare F5. Tac, cattura, cattura, cambio. D5 è stato un errore perché appunto ho perso un pedone e qui bisogna catturare di torre, perché se catturavo d'alfiere, ta 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 ta, si ribaltava la situation. Tac, 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 esatto. Mentre me ne sono accorto just in time, qui devo catturare la sua torre, dice. Va bene, cambio, cambio, alfiere in C4, no dai, quell'alfiere non l'avrei mai cambiato, mai, 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 mai. Qui dice addirittura di catturare il pedone, io ho spinto, qui dice subito di catturarmi questo pedoncinos, ma ho giocato così, beh dai, ho giocato molto tranquillo e essenzialmente sugli errori del mio avversario. Bene, bene ragazzi, si avvicina il 1700, ci aggiorniamo nella prossima partita. Ah, iscrivetevi al canale. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!